C'era una canzone americana, scusate, ho iniziato senza salutare Desiree. Salutiamo. E tu non mi hai tirato neanche l'orecchio. No, stavo cercando di capire cosa... Perdonateci, signora Franca, siamo mortificati. Ma chi è? La signora Franca, la signora Fina. Signora Fina, come sta? Ma dove Bene. sono? Tutte persone sedute qua. Eccoci qua. Un'altra puntata di C'è chi la vuole cotta e dobbiamo ringraziare. Giusto. Dobbiamo ringraziare perché giorno per giorno gli ascolti aumentano in È maniera vero, pazzesco. Cioè, ma non avete vorticosa. niente da fare, vuol dire? Dico, va. No, cioè, dico no. nel senso che non è che da fare, stanno, sai, la gente mi incontra per strada e mi dice ma che bel programma, meraviglioso, io lo seguo sempre, quello della Clerici, e ci perché muorisce a me, scusa, ma dice, ma come? Andiamo, oggi, te la ricordi tu quella canzone americana che faceva Just sing Certo, in come the no, rain, famosissima. Just sing in the rain. Famosissima. Singing in the rain significa in the rain. cantando sotto la pioggia. Ma che c'entra qua? Te lo Abbiamo- dico, la pioggia, piovono. Hai visto quel film? I tuoi bimbi l'hanno visto? Piovono. C'era un cartone animato, sì, piovono polpette. Brava! E oggi piovoano polpette in un altro modo, Ma tu perché vedi che di giro. polpette ne potremmo parlare per 6.000 puntate, perché si possono fare in 6.000 modi. Infinite varianti, infinite varianti. E faremo polpette di patate ripiene di prosciutto, che faremo vedere come lo trattiamo, E che ti prosciutto do? e mozzarella. Mamma mia, che ti do? Niente. Polpette di melenzane, l'antica ricetta siciliana, i polpetti di melenzane. Polpetta di melenzana. dai. Poi faremo, senti, cevapcici, Cos'è? dillo, cevapcici. Cevapcici. Cevapcici sono delle polpette bulgare, Ok. però che sono state anche integrate nel territorio trentino. Non è altro che carne macinata Sì? mista con abbondante cipolla. Mamma mia, Per cui va per gli bene. amanti della cipolla e molta paprika. Ok. E si faranno cotte Quindi- alla piastra. Un po' speziate, diciamo, se vogliamo, Sì, no? speziate, della spezia. Ho detto trentiate perché erano di Trentino. Vabbè. E si cucineranno alla piastra. Ok. E si accompagneranno poi con della cipolla caramellata che andremo a fare. Va bene, quindi... Io faccio sempre così, Come guarda. fai? Dai, allora. Prendiamo il burro, me lo dai un cucchiaio? Sì, certo. Lo mettiamo a scaldare un pochino. Io quando viaggio i piatti tipici non solo mi piace assaggiarli, ma sai cosa faccio pure? Me li Cosa faccio fai? spiegare, Ah, proprio te li fai spiegare. come si suol dire madrelingua, capito? Questo, la paella che tu hai visto. Te li fai A me l'ha spiegare. insegnato una signora spagnola a Barcellona. Mi ha raccontato. Ma quella. non un ristoratore, no. A me piace proprio andare alla fonte della ricetta, capito? Alla scoperta A della questo ricetta. punto abbiamo fuso un po' di burro e mettiamo questo composto che è prosciutto e mozzarella. Ma cos'è? È tritato praticamente? Tutto tritato, Tutto macinato al tritato. macinatore dei macinamenti, capito? Ok. E vedi, come vedi, stiamo facendo questo lavoro qua. A che serve questo? Siccome se andiamo a mettere dentro la patata questo composto così, si insinua, non compatta. Sì, si mischiano, non E allora va noi bene. lo facciamo compattare. Guarda. Andiamo così, Deve cuocere un po'. cuoce, mettiamo poco Di sale? di No? farina, Di no, farina. sale nel prosciutto. Farina? Dai, No. un poco di farina. Così. Così. Non ci credete, Allora, ferma, dai. guarda. Andiamo ad aggiungere poco di po' di latte. Lo metti di là. Allora, quindi abbiamo detto prosciutto e mozzarella tritati. Sì. Un po' di burro, l'abbiamo un po' fatto, diciamo, rosolare. farina. Abbiamo aggiunto un po' di farina. Esatto. E adesso mettiamo il latte. Allora, il risultato quale deve essere? Ora ti Cosa deve faccio vedere, diventare? stringe, ti faccio vedere il risultato perché chiaramente L'abbiamo già preparato. io già l'avevo preparato. Ok, quindi deve Vedi? diventare così, bello Così, compatto. per cui sì, la fiamma deve fare il fiamma suo deve lavoro andare che fa addensare il Addensare latte che- con la farina. Con la farina, certo. E questo è il risultato. Cioè, Va bene. sta dicendo tutte queste cose che io gliel'avevo scritto prima e sta passando per una che Ma non è sta vero. qua, dai, siamo stati 2 ore a Ma fare scusa, imparare l'abbiamo ste detto mille cose. volte che la farina con latte fa Sì. quella cosa là, il ro. Il come si chiama? Il ru, giusto? Sì, va bene, quindi? questo lo togliamo. Allora, Abbiamo fatto vedere come si fa e oserei dire, cara la dai, mia facciamo le prime polpette, Desiree, dai. facciamo le prime polpette di Ho fame patate. oggi, Ho Vai, fame. facciamo quelle di patate. Pronta? allora, Pronta? dai. Che Vai. si fa? Dai, Che devo fare? Io? fai una polpetta ripiena. Da sola? Sì? Devo mettere l'olio nelle mani? E se vuoi è meglio.
Scusa, mi stai mettendo alla prova, fammi capire. Certo, voglio vedere, né? Devo vedere, né? Ora ti sciocco. Vai. Non le fare troppo grosse. Ora ti sciocco io invece, sai? Brava. Fantastica, ragazzi. Cioè, capito? Bellissima. Chiudila e me la devi fare un po' Tipo a crocchetta? Sì, brava, a crocchetta. Brava. E la posi qui, guarda, e la metti qui. E già la prima è pronta, ne faccio una io Sei pure. scioccato o no? Mamma mia, ragazzi. Questa Un'altra? Desiree che sta diventando qualcosa di incredibile. Il composto lo mettiamo dentro e avvolgiamo in this way that. Nel mentre abbiamo tenuto a scaldare L'olio. il nostro olio lì. Capito? E questa la mettiamo pure qua. Chiaramente, se vuoi fare monoporzioni le fai così per certo, un se no più antipasto. Se lo vuoi piccoline. fare più, che ne vuoi dare 2 o 3 a commensale, a quel punto le fai più. Guarda questa che piccole. carina. Molto bella, guarda, veramente. Le altre si stanno invidiando, sai? Senti, ma questo invece come l'hai fatto? Me lo Cosa? dici? Questo? Questo sì, stavo andando a questo a proposito. Questo è il normale purè di patate, ragazzi. Non stiamo qui a far vedere come si fa un purè, no? Si schiacciano le patate. L'unica cosa è che non c'è burro e non c'è latte. È solo un purè di patate con prezzemolo, un picchino di cipolla, ecco lei l'assaggia. Un pochino di cipolla, prezzemolo, sale, pepe e basta così, vedete? Quindi diciamo e abbiamo che fatto le nostre polpeton. è tipo l'impasto quello del gâteau, come si chiama? Sì, solo che nel gatto magari un po' di uovo glielo metti, capito? Qui c'è l'uovo, ma ci metti il latte, il burro, qui invece non ce n'è, capito? Comunque le ricette le andate a trovare dove? 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 Sicilia Play. O su Sicilia Play o dovete vedere tutta la puntata. Perché se Oppure lo telefonate che telefonate lui, lo chiamate, a me, il mio numero lo sapete qual è? come faccio io. Esatto. E queste le abbiamo fatte. Dopodiché possiamo usare la stessa bowl dove adesso tu Allora. vai di là e prendi il pan Il grattato pan e io grattato, prendo lo so, l'uovo. l'ho vista, allora. Guarda. Quindi le impaniamo queste polpette, giusto? Esatto. Queste facciamo una bella impanatura. Allora, uovo battuto Un pizzichino di sale. o sconfitto, come direbbe qualcuno. Certo, abbiamo che fare queste battute così belle. Me lo porgi il sale perché a te ti pare male, lo so. Di nuovo ancora, te l'ho messo? No, guarda come Messe lo faccio. poco. Dai, metti tu. Andiamo a salare il pan grattato e l'uovo E perché l'uovo? i fritti non si salano in frittura, Ok. si salano dopo, ma così noi li aiutiamo con un po' di sapidità. Ci sono. Nel frattempo la signoria vostra, se è così gentile, mi prende un piatto Dai, va bene. e facciamo, guarda, farina, Sì? Ah, facciamo quella doppia impanatura Uova. pazzesca, ok. e pan grattato. Perfetto. E pan grattato, visto? E pan grattato, e lo mettiamo qua. Ecco qua. Ricapitoliamo quello che ci abbiamo messo nell'impasto, dai. Allora. Abbiamo fatto una purea di patate, Purea di patate, abbiamo fatto un ripieno molto particolare. fatto con... Che è questo, abbiamo tritato il prosciutto con la mozzarella. Brava. Lo abbiamo cucinato praticamente in padella con il burro. Brava. E poi cosa c'era? Abbiamo fatto una specie di roux, abbiamo sì, besciamellato abbiamo il prodotto. besciamellato, abbiamo aggiunto un po' di farina e un po' di latte, Perfetto, fino a ottenere un composto che era questo. questo, brava. Così. Ed eccoci qua. Questo prodotto è pronto. Ok, Ora lo posiamo, noi togliamo tutto, per i nostri telespettatori Dai. sarà un secondo, per noi 27 ore per il sistemare no, tutto, ci va organizziamo bene? per la prossima Qua ricetta, siamo qua. Ho voluto cambiare piatto, mi piaceva di più questo Dai, piatto. ci sta Ne meglio prendiamo. questo, si presta, si Adesso presta. prepareremo le cevapcici, Cevapcici. che praticamente questo è un macinato misto e non c'è altro che cipolla, paprika, camera centrale, mi devi perdonare, oggi non ti ho dato molta Ma che ti udienza. frega la camera centrale? Ma mi scusa? hanno detto una cosa che... Che t'hanno detto? C'è la sorella della camera centrale. Ah sì, e chi è la sorella La della camera camera? al lattico.
La camera dall'alto. Ciao, camera al lattico, Ma come che stai? c'entra camera C'è al il lattico? Latte, sei sopra al lattico. Ma dall'alto, ma che Così c'entra abbiamo dall'alto? camera al lattico, camera centrale, la mia camera e la sua camera. Io non lo so che devo fare, ragazzi. Bellissimo. Allora, Camera, vabbè. cominciamo, Allora, maneggia un po' il macinato proprio per rassodarlo, capito? vuoi? Ti aiuto? Sì, sì, vai, maneggialo, lo rassodi. E poi dobbiamo fare delle polpette molto oblunghe, Ok. quasi dei salsicciotti, Sì, che siccome andranno a fare una cottura ai ferri, sì. capito, devono essere non molto spessi, vedi? Senti il profumo di cipolla che esce? Eh sì. Ecco qua, va bene, tu fai la compatti e io la tendo, va bene? Ecco qua, guarda. E stiamo preparando le Cevapcici. cevapcici, brava. Ora che abbiamo preparato queste cevapcici, Che ne tanto pensi? facciamo Perché mi queste viene per male il a me? momento. Non lo so. Ora vediamo, Sono perché devi vestita. compattarlo così, vedi? In queste cevapcici che ho detto che ci va ci va? cipolla, paprika e sale, io ho voluto mettere camera centrale senza offesa Che dire, ragazzi? per la Ma camera che del dire? lattico. Non è cosa, ragazzi. Ho non è aggiunto cosa. del finocchietto in semi. Semi di finocchietto per mettere un po' di sicilianità. Per farla più vera, più così, più siciliana, nostra, va più bene? siciliana, dai. Eccola qua. Adesso basta, non ci Basta basta. così? Sì, Dai, ci abbiamo ok. fatto vedere più o meno. Basta. Ci bastano più o meno, l'abbiamo fatto vedere più o meno. E queste le Toglilo. facciamo ai ferri, ai abbiamo ferri, detto. cottura ai ferri. E le lasciamo qui per il Sì. momento, va bene? E con la cipolla che Però facevi, cos'è che avevi detto? ecco, dobbiamo accompagnarle con la cipolla caramellata Mm. e la andiamo a preparare. Come si prepara? Si dice si prepara Come o si prepara la cipolla caramellata? Te lo faccio vedere. Fammi Allora, vedere. guarda. Prendiamo la cipolla Prendiamo la e la cipolla, mettiamo qua, così fatta tutta nella a padella, rondelline. senza niente, capito? Sì. Così. E voilà. E voilà. Questo riempiamo un poco d'acqua e la lasciamo andare in cottura così, vedi? Non la dobbiamo toccare. Non la dobbiamo toccare. Non la dobbiamo toccare. Nel frattempo che lei comincia a fare il suo lavoro, Sì. sai cosa facciamo Che noi? facciamo? Andiamo a parlare delle polpette di melenzane Le che poi polpette di faremo al melenzana. sugo. Sai che ci ho provato tante volte, non mi sono mai riuscite queste. Perché? Parliamone, perché? Perché le comprava mio marito queste in un posto molto buono. A me piacevano queste polpette di melanzana, ma non. Cioè, è un disastro, erano tutte. Perché? Non lo so perché. Ah, Forse la perché melenzana innanzitutto come l'hai cucinata? la bollevo. Ecco, grande errore. La bollevo, È no? grande errore. No. Guarda la melenzana Questa è fatta a forno. al forno. Eh. Capito? Per cui l'umidità non ha assunto acqua dalle bolliture. Camera centrale, lei perché non mi telefonava? Ma che ne so, boh, non lo E sapevo. comunque ogni tanto diamo confidenza l'avevamo alla ancora camera fatto. dell'attico. Chiamo dell'alto. Attico, Ma non che dell'attico. attico? È Ma che l'attico, c'entra? sei sopra l'attico. Allora, togliamo questa parte Dai, di sono qua. curiosa. Voglio Questa imparare a la farli. togliamo. Allora, E andiamo a pelare. quindi tu l'hai La messa melenzana. in forno così intera, Guarda. direttamente. E la andiamo a pelare. E l'andiamo a pelare. Dopo che abbiamo pelato la patata, giusto? Che ridi? No, niente. Dai, che ridi? Dopo che abbiamo pelato la patata. Pelarbolo. Ok. Vedi là. Là lo sai che sta succedendo? La reazione di Maillard. Brava. Stanno uscendo gli zuccheri dalla... Che devo fare? Devo una mescolata? No! No, Guai, ora zia ti Ma. spiego perché no. C'è un motivo perché no. Perché? E ora lo vedi, te lo faccio vedere visivamente. Il perché no. Me lo dai lo spellucchino, non riesco a prendere le punte. Ecco. Ora te lo spiego perché no. Dopo che abbiamo fatto questo lavoro di pelatura, Di pelatura, che si fa? si mette tutto al frullatore, Così direttamente la così metti. com'è. Gli andiamo a mettere l'uovo, formaggio parmigiano bello abbondante, Ok, pan grattato, sì, seguimi, ti seguo. il buon pan grattato, della mentuccia Ventuccia è buona. e prezzemolo. E prezzemolo, dai, proviamo. Dopo che abbiamo fatto questo impasto, ecco lì il risultato.
Noi l'abbiamo Ottimo. fatto vedere. Allora, però quindi diciamo ecco lì che il l'errore risultato. principale è la cottura, perché Eh sì, la cottura la chiaramente devi fare. non mi risultava perché diventava tutto troppo mollo. Ora, Allora, ci per fermiamo continuare a un parlare, attimo. no, non ci fermiamo, Come noi no? mandiamo i consigli per i consigli, noi non è che certo. ci fermiamo. Cioè, non pensate, lei fa capire, ma non è che mentre voi vedete la pubblicità, Noi siamo noi siamo fermi fermi, così, no, facciamo altre cose. Allora, Quello è l'impasto Sì. delle melenzane finito, però ti voglio fare vedere una cosa. Fammi Perché ti ho vedere. detto non toccare? Guarda, perché rilascia quel colore, quel vedi? brunito. Sta Ok. diventando marrone. E la lasciamo andare. E la lasciamo andare, vabbè. Appena lei si è totalmente appassita, com'è la cipolla appassita? Esatto, questa è una cipolla appassita. Camera centrale non è cosa. Cosa? Vediamo. Come la niente. cipolla appassita? T'ho fatta male. No, questa è arrabbiata, questa è stufata. Adesso è stufata. Appassita così un po', diciamo, stanca della Perfetto. vita. Questo per cui andrà avanti, raggiungeremo un colore proprio marrone e a quel punto aggiungiamo lo zucchero e l'aceto, che può essere o balsamico o bianco. E non metti sale Come vuoi qui? tu? No, questo no, perché c'è lo zucchero che contrasta sale. Sai perché ti ho detto di no? Perché? Perché me l'ero dimenticato, un pizzico Vabbè, di sale ragazzi, ci va. basta. Vabbè, ma io te ne dico la verità, non è che vuoi. Hai ragione, vedi? Un pizzichino di sale ci ha dato. Ci va, E glielo ci siamo va. messi. Però, dato che il procedimento è lungo, Sì. facciamo vedere il risultato Dai, finale. facciamolo vedere, sì. Facciamo vedere il Tanto risultato. semplicissimo, giusto? sì, Abbiamo detto la ecco. cipolla, aspettiamo un po' che si appassisca. Deve appassire, dopo che appassisce Aggiungiamo totalmente, un po' di acqua. e dopo l'acqua deve finire completamente. Ok. Recuperiamo di nuovo il fondo, poi aggiungiamo dell'aceto bianco o balsamico, come facciamo, zucchero. Tastate e vedete Questo com'è. è il risultato. E questo è il risultato. E questo è il risultato, ma torniamo... Di una cipolla caramellata. Una cipolla caramellata. E questo lo mettiamo qua. Ora, andiamo a Torniamo fare, là? andiamo a Quelle? fare le polpette di Di melenzana. mela. Mela. Melanzana, non si Melanzana. dice melenzana. Niente, guarda, veramente. ce l'hanno detto, ce l'hanno detto. Bene. Nel frattempo ti faccio vedere che avevo preparato altri. Altre Come di si queste, chiamano? Bau, una cosa del genere. Cevap Cici. Ah, cevap cici. Cevap Cici, sono polpette bulgare. Cevap Polpette Cici. bulgare, le famosissime cevap Cevap Cici, che le andremo a cucinare come? Senti, ma per esempio delle Alla polpette piastra. alla piastra, delle polpette di melanzana. Melanzana. Poi c'è la ricetta alla fine. Sì, ora la diamo, aspetta. Ok, allora. Allora, questo è l'impasto. Questo è l'impasto. La ricetta degli ingredienti con le pesature, le formature e le gestionature sarà dopo, in ultimo, perché dovete vedere tutta la puntata. Tutta la puntata. Se no, se volete vedere me, che è un'altra cosa, andate su Sicilia Play, che a lei la tagliamo. Ci sono anch'io su Sicilia Vabbè, Play. tanto le sa. Ma non è vero. È un ologramma, non sei tu. Ci sono anch'io. non è vero. Allora, le polpette abbiamo messo parmigiano, abbiamo messo pangrattato, l'uovo, mentuccia E melanzana. prezzemolo. Ah, è prezzemolo. Melanzana, non ci mettiamo melanzana che è. E procediamo con l'andamento lento, così. Dai. Ci bagniamo e facciamo delle polpette, anche se lo senti morbido, non ti preoccupare. Ah, vedi, è morbido comunque. Sì, sì. Perché deve risultare bella morbida la Come le fai, polpettina. piccoline, piccoline? Così, guarda, così. Questo ancora è freddo, per cui non gli diamo molta confidenza, capito? Aspetta. No. Vabbè, va bene anche così piatta mi piaceva. Proviamo. Ci La siamo, butto, la ci butto? siamo, sì. Attenta a non bruciarti, sempre di lato, così, vedi? Così, vedi? E loro si stanno cucinando, vedi, così, vedi? È un movimento lento, Così. senza troppo sforo nice, così, vedi? Vai, vai. Così. Cioè, sto facendo io questa puntata delle polpette. Signori, lei la sta facendo. Se non fosse stato per lei non avremmo fatto nulla. Quelle le ho fatte io, quelle le ho fatte Quelle le ho io. fatte io. Basta, perché già Basta? sì, la padella dice siamo tanti. Basta. È come ti dicevo io per la frittura, che la Non frittura. si mette mai troppa roba Brava. insieme. Brava. Ci laviamo le mani. Certo. Le lavo anche me. Così abbiamo i nostri straccetti qui. Lo togliamo l'impasto da qui? L'impasto lo togliamo, senti, ma allora quelle. Allora, queste abbiamo detto le facciamo alla piastra. Sì. Questa è la piastra, quelle fritte, ma queste qui poi andranno nel sugo. Ah, quindi quelle
quelle vanno fatte al sugo. Sì. Poi pette di melanzana con sugo, col col sugo, va Ma stai bene. scherzando? Non le toccare, si rompe. Adagio, devi vedere, vedi, quando cominci a vedere l'imbiondimento laterale vuol dire girano. che già possiamo toccarle. Si girano. Perché se le tocchi prima si rompono. Ok. Ok. Fuori uno. La mettiamo qua. Fuori due. La mettiamo qua. Fuori tre. E la mettiamo qua. Fuori quattro. E la mettiamo qua. Dillo pure tu, dai. Dillo, fuori cinque. Vabbè, dai, dillo tu. Dillo, Fuori dai. cinque. E la mettiamo E la qua. mettiamo qua. qua. Vai. Fuori 6. E la mettiamo qua. E la mettiamo- Dillo alla camera dell'attico, che, non ti offendere, camera centrale. Ma la smetti? Si offende. In queste sto- camere. Senti, dai, assaggiamo una così senza No, salsa, a dai. parte che l'assaggi così muori in questo Dai, momento. questa è la Ma- prima che è uscito. Ma dai, muori, fammela muori, assaggiare, ascolta, vediamo. muori, va bene, muori, assaggia. Piano piano. A questo punto non ci resta che friggere, muori così, te l'ho detto, le nostre polpette di patate ripiene, così. Andiamo a friggere, friggiamo, Anche così è buona. e lo so che è buono anche così la polpetta alle melanzane. Friggiamo. Ricordati prima di mettere tutto nella padella per friggere, dai sempre compatta. Sì, compatta. capito? Lei è molto attenta a questa cosa. Compattate ragazzi, prima Compattate. di mettere a friggere compattate. Esatto, compattate ragazzi, prima di mettere a friggere compattate. Così come fa lui. Esatto, come fa lui. A questo punto, A questo punto che loro si compattano. friggiano, come si suol dire, Mm. si friggiano, noi dobbiamo mettere quel sugo in pentola, che è un sugo di pomodoro, che non stiamo qui a dire come si fa un come sugo lo di metti? pomodoro, Come lo giusto? metti? Da sopra così? No, lo metto in pentola. Camera centrale, prendiamo provvedimenti, non è ora l'assaggio, non è adesso. Allora, io vado in camera tua. Scusate, fare due varianti, ma vi sembra semplici? giusto questa? No, certo Facciamo che lo due puoi varianti, fare. semplici Certo che e lo col puoi fare. pomodoro. Sì, ma se fai così non le facciamo né semplici né col pomodoro, va bene? Basta. Va bene. Era giusto Allora, per testare. qui stiamo preparando anche quelle di patate che Ok. stanno andando e nel frattempo dobbiamo fare vedere come. Queste le facciamo alla piastra e ragazzi, per tutti voi è una novità, è la prima volta che usiamo questa piastra con il fuoco a induzione. che qua, senso? Non e viene non l'abbiamo bene, mai no? usato, non lo so. Vuoi Quindi, toccare vabbè. per vedere se è caldo? Tocca tu, dai. Ah, va bene. Va bene, quindi non sappiamo come vengono, in No, sostanza. ci stiamo provando, dai. Però il fumo lo fa, perciò c'è. Perciò c'è. Perciò c'è. Perciò c'è. Allora, quindi questa è una ricetta Perciò c'è. bulgara, dicevamo. Questa è bulgara, sì. Che però è stata anche, come dire, naturalizzata trentina. Perché è una polpetta di sola carne, non c'è niente E in la mezzo, fanno proprio capito? così? Sì, non c'è niente in mezzo, c'è solo cipolla. Io per dare un tocco di sicilianità ho voluto, come dire, mettere il finocchietto in grani, per dare questo tocco proprio di sicilianità, e poi lo andremo a servire con la cipolla caramellata. Bene, ottimo. Ti va? Mi va Perfetto. bene. Allora, nel frattempo dateci quel secondo che per voi è un secondo, ma per noi sono almeno 3 ore per sistemare tutto e sperare di trovare le polpette. assaggiate tu queste? Stiamo arrivando, no? Desiree, Allora, abbiamo tirato fuori le polpette, polpette di patate, pronte, ripiene, ma quelle sono ripiene, belle. certo. Poi qui abbiamo la polpetta di melanzana. 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 Come si dice? Melanzana. Melanzana. Si dice? Melanzana. Melanzana. Come si dice? Melenzana. Ma senti, anche melenzana si può dire, che te ne frega? Diamo un'occhiata alla camera dell'attico. Camera dell'attico. Che io Mi vogliamo piace dire. davvero. Ma come, in che senso ti piace? È bello vedere così. Ma Vabbè. quella è per le preparazioni dei queste piatti sono- dall'alto. Sono le ceva?
cevapcici. Cevapcici, brava, guarda che sono belline. Molto carine. Guarda che sono carine, belle, come si dice, Senti, incrastagne. devo dire che diciamo rende bene questa cottura Sì, in piastra. la piastra l'abbiamo sperimentata e sta andando abbastanza Devo bene. dire che sta andando abbastanza bene. Abbastanza bene. Sì, Eccoci sì. qua. Quindi, Quindi, queste sono pronte per essere impiattate secondo te? O sì, ancora per no? cui andiamo all'impiattamento di queste. E facciamo Dai, piatto del prete, certo, ormai l'abbiamo battezzato cappello, cappello del prete. che poi lo sai che il cappello del prete è un tocco di carne? Cappello del prete, ah sì, lo sapevo. Tocco sì. di carne. Una, due, rottina, tre, Che meraviglia ragazzi, veramente. andiamo Eh sì, eh sì. a mangiare con un po' di zucchero. Ah, lo sporco a noi piace? No, Non ci piace. E allora la presentazione ha puliamo una certa importanza. assolutamente. Mettila là. Mettiamolo Il qua. secondo piatto è pronto. Secondo piatto è pronto. Quelle Mi dai queste? che dici? E Sono tiriamo pronte? fuori anche le... Sì, però le lasciamo ancora qui. Questa la Questa mettiamo è più qua. piccina, è pronta. Questa ancora un poco. Questa la mettiamo qua. Guarda che bello colore. Questa è pronta. Guarda, c'era la sala. Vabbè, anche se poi se dovesse rimanere un po' corroso all'interno Non non è importa. mai male, anzi. Buone comunque. Anzi, succose, vanitose. E voilà. Che ne dici, signora? Va bene così, dai. Gli metterei pure questa, guarda che mi piace. Quelle le lasciamo un po' cucinare. E qua così. Con questo sfrigolio noi continuiamo. La cottura Così? delle altre polpette, sì. Hai visto? Dai. E allora, E che facciamo? come dicono i Le francesi assaggiamo? americanizzati, no? Come Facciamo dicono? un recap prima, no? Facciamo un recap, sì. Un recap. Polpette di patate. Abbiamo fatto un purè di patate. Sì. Non, non c'è latte assolutamente No, perché deve era essere più serrato. asciutto, sì. Ci abbiamo messo l'uovo, ci abbiamo messo il pangrattato, ci abbiamo messo il parmigiano, non è ora l'assaggio. E allora abbiamo fatto quello che ho detto, poi abbiamo fatto le cevapcici, che sono polpette balcaniche che però sono state integrate alla... Senti, l'abbiamo capito, non possiamo assaggiare, dai. No, Assaggiamo? Va bene, assaggiamo, dai. cioè, un'ora, le polpette, le spiegate 3 volte le polpette. Va bene. Oh, Come sono? devo dare un altro morso Per capire. per vedere il ripieno. Perché qui ancora non c'è, vedi? Sì. È arrivato qui? No, sentiamo il morbidezza. Ma poi il prosciutto domina, Sì, domina. Ma io non, Si la, sente? io non la devo assaggiare. Un pezzettino. Ma no, secondo me no. Non sta bene. Chi non sta bene? C'ha la febbre. No, non sta bene perché vedi il ripieno come si sta. Meraviglioso. Però io non. Eccolo, guarda. Guarda il ripieno qui. Vedi, io non la. No. Ma no, ma quella era la parte del ripieno, la più buona, dai. Sei cattivo. Che assaggiamo? Ora, quello è il sapore più. Promosse. Assaggiamo queste. Ti prendo un piatto? Ti prendo un piatto. Promosse. Allora, Qua. vediamo un attimo questa ricetta bulgara. E quello come lo metti? Lo metto sopra? Sì, prendi, guarda. Vieni qua, prendi un cucchiaino. Questa andrebbe mangiata con le mani. E... Brava. Così? Sì, brava. Ma buona. Ma buono! Tu l'avevi sbagliato. Buonissima, Buono. sai? Te l'ho detto che la cipolla non mi piace a me. No, lo so, si vede, meno male. Eh? Per questo le faccio con la cipolla io. Però, No, cioè, non mi piace, però la cipolla non ti piace. ci sta bene Però qui, che devo dire? Per cui
Perché a te lo faccio cipolla non la stai Forse a mangiando. seconda come la cucini, Va no? bene. Scusa, eh? Così. Cioè, ma Quando perché ci mi vuole, rubi le ci mie vuole. cose poi, ragazzi, dai. Allora, guarda, ci hai fatto scoprire una ricetta buonissima. Fantastica. Cioè, a quel non so che di che. Ma poi senti la cipolla, eh? No, Io le metto tutte qua, così facciamo abudantis, quam abudantum. No. anche la paprika, devo dire, Certo, non so perché. si sente bene. Sì, perché la paprika parla, questo non lo sapevamo, si sente bene. Queste facili. Questa deve finire di cucinare, la finiamo di cucinare. Macinato di carne, paprika, Esatto, cipolla. questa me la prendo io. La cipolla come tagliata fine fine fine? Eh sì, certo. Proprio sminuzzata, come si suol dire. Così. Buone, quelle. Vuoi? La direzione si arrabbierà, ma io l'ho assaggiato. Vuoi assaggiare Queste, quelle? no, queste no. Allora, Le polpette di melenzana. c'è la morbidezza, guarda. Sono buone, guarda. Sì, Anche fritte erano buone, eh? sì. E così come sono. Buone pure. Buone. Così sono Buone buone. pure. Arrivederci, guarda. Io ho desiderio di salutarvi tutte e tre. Ciao camera mia, ciao camera Ma centrale, che c'entra, ragazzi? Dai, saluta ciao a casa camera di invece. Desiree e ciao Ma camera saluta dell'attico saluta e ciao a casa. tutti, salutiamo a tutti a casa. Ciao, 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 ciao. Polpette ciao, buonissime, buonissime. Fatele a casa. ciao, ciao. Polpette di patate. 1 chilo di patate bollite, 300 g di prosciutto cotto, 2 mozzarelle, un uovo, 50 g di pangrattato, 50 g di parmigiano, 25 g di farina, olio di semi. Polpette di melanzane. 4 melanzane, un uovo, 50 g di pangrattato, 30 g di parmigiano o grana, mentuccia quanto basta, una passata di pomodoro, olio di semi, cevapcici, 500 g di tritato bovino e suino, 250 g di cipolla bianca, un cucchiaio di paprika, mezzo cucchiaino semi di finocchio. Per la cipolla caramellata, una cipolla, mezzo cucchiaino di zucchero, un cucchiaio di aceto, olio evo quanto basta, sale e pepe quanto basta.